Amici bellini, allora, voglio guardare insieme a voi quella conferenza, non è una conferenza, insomma, quel finale dell'incontro in vineria al ristorante De Laurentiis. Sono molto emozionato, con gli amici non ci potevamo credere perché è un cambiamento epocale, è importante. Juan Jesus ha rinnovato, cominciamo? Allora, c'è da capire bene, perché qua secondo me Conte sta diventando, sotto Maradona diventa l'uomo più importante della storia del calcio a Napoli. Se è veramente lui che poi ha portato ADL a questo cambiamento, secondo me preciso, justifiable doubt, benvenuto. Io riesco a parlare più. Signori, o pirata, hai già capito, fatelo o pirata. E a fine video, se lasciate il like adesso, a fine video la poesia, perché dobbiamo fare cultura anche su questo canale. Allora, partiamo da una cosa, spostiamo di qua. Ieri sera in diretta, mentre arrivavano le notizie, insomma, delle dichiarazioni di De Laurentiis e Conte, e di Manna, Costa, il nostro Costa dalla redazione, ci sta aggiornando su quello che è successo, che sta succedendo a Napoli, ovvero una mini conferenza stampa organizzata direttamente dal ristorante in cui stavano cenando De Laurentiis e Conte. In quale città? Esatto. Va detto. Allora, tutti ridono, l'unico che non ride, insomma, vedete, sorride ma non partecipa allo sfottò generale è Stefano Borghi, se permettete. Non voglio fare il permaloso, napoletani permalosi, eccetera, eccetera, però da uomini del sud come Nando Siani e come Giuseppe Pastore, lo capisco, perché dici, come fai la conferenza al ristorante, così sembra una roba di basso livello, e proprio da là dove... Però siete stati superficiali, perché il contenuto, poi al di là della location, il contenuto e i modi di questa comunicazione alla stampa per celebrare la continuazione del rapporto con Conte i contenuti sono stati molto diversi dal solito. Qui virgolettati le parole di Conte, Amma fatica again. Ancora. Quindi ha messo insieme tutti gli slogan. Come si diverte. Esatto. Okay. Parla un po' questo slang italo tipo Renzo Arbore. Esatto. Va bene, senza concentrarci, partirei da qui, dalla cosa, perché De Laurentiis proprio si rivolge a uno che sta lì e dice e non ho capito che tipo di retroscena è. Se qualcuno lo ha capito, per favore me lo scrivesse nei commenti, perché è veramente esilarante. Sembra quasi che sai poco. Allora diciamo again ancora, no? Ma sì, ma come dicevamo prima col presidente, ogni fine stagione ci sono sempre, no, dei confronti tra l'allenatore e il club, quindi valutare la stagione come è andata, se c'è stata corretta visione, se nel futuro c'è la stessa visione, la stessa voglia di conseguire determinati obiettivi. Cosa l'ha convinto in particolare? Perché vi siete visti soprattutto credo a Ischia, no? È stato quello il momento chiave, il discorso di De Laurentiis. Che temi ha toccato per convincerla? Se c'era bisogno poi di convincerla. Ma a parte che a Ischia siamo andati a livello di amicizia familiare. Primo passaggio fondamentale. Perché l'allenatore 2025-2026 della Juventus sarà Antonio Conte! Primo passaggio fondamentale che io vi sto stressando. Questa pure è una parola inglese. I'm stressing this. Il rapporto d'amicizia che c'è pregresso tra Conte e De Laurentiis, tra le famiglie, va al di là, arriva prima del rapporto professionale, che poi conviene ad entrambi, ma c'è un rapporto di amicizia, e secondo me è in questo che Conte
ha fatto breccia, secondo me è riuscito a parlargli in una maniera diretta, senza offenderlo, senza andare allo scontro, cosa che sicuramente è avvenuta in altre situazioni con altri allenatori. E secondo me Conte ha saputo anche spiegare bene a De Laurentiis quello che può essere un atteggiamento anche pubblico e istituzionale da presidente in certe fasi e in certi momenti, poi quando ti arriva una specifica domanda, perché poi prende parola ADL, a me là che interessa. Siccome a prescindere dal rapporto lavorativo c'è un'amicizia familiare, siamo andati per questo motivo, per festeggiare il compleanno del Presidente, quindi non si è parlato di niente. In questi giorni abbiamo parlato, siamo confrontati, abbiamo visto un po' come quello che è stata la stagione, le cose positive, le cose negative. Chiaramente aver festeggiato uno scudetto è stato qualcosa di incredibile, di bellissimo con tutti i tifosi napoletani. Niente, poi ripeto, abbiamo fatto le valutazioni che fanno tutti i club col proprio allenatore, le cose che sono andate bene, quelle meno bene, dove si può migliorare. E siccome, ripeto, c'è la stessa visione, la voglia comunque di costruire, di continuare a costruire basi solide per il Napoli, si continua in maniera normale. C'è un contratto e c'è voglia da parte mia, da parte del club di andare avanti nella stessa direzione, cercando di rendere orgogliosi quanto più possibile i tifosi napoletani. Questo è l'obiettivo del club, e quindi è giusto che parli il presidente, sai, c'è poco da... E poi prende parola, e vedi, però De Laurentiis è stato zittissimo, aspettando che poi Conte aveva esaurito le cose da dire, non voleva parlare più. Secondo me Conte è stanchissimo, deve andare in vacanza, non ne voleva parlare più, ha spiegato, stava ripetendo, ma De Laurentiis ha aspettato finché non ha avuto la parola da Conte. Poi aggiungiamoci dei dettagli per la memoria. Anche Garcia, quando si insediò, disse: il presidente è ambizioso, se il presidente è ambizioso vuol dire che mi darà la squadra che serve per far bene in Italia e in Europa. All'ambizione corrispondono dei fatti e poi tutto a posto. Quindi le parole, i proclami lasciano il tempo che trovano. Lo sappiamo che adesso tutta Italia dice: vabbè, ma quello poi non gli fa il mercato e se ne va il giorno prima dell'inizio della stagione. Io credo di no, però è chiaro che adesso devono seguire i fatti. Poi prende parola il presidente, perché lui è un grande regista e quindi ha già detto tutto quanto. Credo che la cosa importante è quella, a fine di stagione, non solo valutare quello che è stato un consuntivo, ma anche quali saranno gli obiettivi futuri, perché chiaramente si va in Champions, quindi ci sono 4 grosse manifestazioni da onorare, perché entreremo in... Fermi! Questo è già importante, è già una delle cose che ci ha fatto vibrare nel gruppo Telegram, perché il Napoli spesso ha istituzionalmente snobbato delle competizioni. La Coppa Italia non l'hanno snobbata solamente i vari allenatori facendo un estremo turnover, di volta in volta si avvertiva nell'area che non fosse troppo importante. Idem quando si è parlato di Europa League, era un fastidio. La Champions ovviamente è una di quelle cose che fa piacere, e vediamo se qua, perché dopo dice pure siamo curiosi di sapere con chi ci dobbiamo scontrare. Mi mandate Oriali al sorteggio, per favore. E spesso il Napoli non ci è andato proprio, se ne frega di andare al sorteggio, e invece no, le figure, l'Inter manda Zanetti e noi mandiamo Oriali, e mica è poco. Quindi onorare 4 competizioni. Si onora tu, la Supercoppa è importante, non è un fastidio andare là, è importante a livello di brand, di immagine. Dai. Italia dai quarti di finale, non più come l'altro anno. Abbiamo la Supercoppa da giocare a Pechino e abbiamo una Champions che per la prima volta assaporeremo da quando è stata cambiata, e quindi con queste partite anche in più adesso saremo tutti quanti così molto interessati all'estrazione con chi dovremo giocare. E quindi questo sarà un anno di grande importanza, con uno scudetto da difendere.
interviene Conte, è uno scudetto da difendere, lui ci tiene sempre ovviamente alla competizione lunga e quasi a sottolineare, sì, non è che dobbiamo semplicemente fare bella figura in Europa per quelle partite là, ma lo scudetto da difendere. E De Laurentiis prende il suggerimento, l'imboccata, e ripete lo scudetto da difendere. Da giocare bene in Europa e da divertirci, maggiore risalto a tutto quello che di partenopeo c'è molto importante e che piace molto anche ai tifosi e che hanno dimostrato, perché avere 350.000 persone che in grande educazione, quindi con una grande maturità, hanno così accompagnato i 2 pullman scoperti, e poi aver avuto una RAI che in tutto il mondo, attraverso anche la sua compagna di lavoro all'estero, ci ha portato davanti a 70 milioni di viewers, secondo me è un risultato estremamente importante che noi dobbiamo continuare a onorare. E chi meglio di Antonio Conte, che è una garanzia, e io lo asseconderò in tutto quello che lui avrà voglia di fare per aumentare sempre di più la forza del Napoli e per dare migliori risultati possibili. Lo asseconderò in tutto quello che vediamo. È una bella presa di posizione, è un grande statement che ci stai dando. Poi dopo Conte non è che potrà dire, vedi, il non dare alibi a Conte, non potrà dire io volevo delle cose e non me l'hanno dato. È chiaro che Conte è una persona intelligente e non ti chiederà Vinicius, ma ti chiederà le cose che Napoli si può permettere. Questo poi significherà lavorare tutti insieme con lo stesso obiettivo, nella logica comunque di una squadra che si autofinanzia e che di soldi dalla società parente che fa i rimpianti non ne abbiamo. Quelli che entrano col Napoli, quelli possiamo rispendere. Presidente, De Bruyne può essere un ulteriore segnale di questa volontà di continuare a fare bene. Vieni qua, vieni Giovanni, cioè De Bruyne, ti chiedono del mercato. Invece di dire ma voi non dovete rompere il cazzo, perché questo era De Laurentiis ed è sempre stato per 20 anni, non dovete rompermi i coglioni perché le trattative vanno fatte in un certo modo, se voi mi rompete il cazzo. Mi avete fatto una domanda sul mercato, De Bruyne. Giovanni si chiama il direttore sportivo e si fa rispondere al direttore sportivo, e per una volta senza utilizzare il calcese. Giovanni, visto che la trattativa è avanzata e sarebbe l'uovo di colore dire no, non lo sappiamo così. Sapete cosa mi ha ricordato? Mi ha ricordato il vecchio Galliani degli anni insomma 90-2000, che quando c'era una trattativa e gliela chiedevano, lui non la negava mica, diceva sì, ci interessa, vediamo se riusciamo a portarlo in porto, è una cosa che ci interessa. E io mi sono sempre chiesto, ma allora si può fare anche così, senza fare la finta che non sappiamo niente. Giovanni? Il direttore sportivo che ha contatto stretto continuamente con De Bruyne e i suoi avvocati, quindi a che punto siamo con De Bruyne? Abbastanza vicini. Quindi ha dato una risposta. Non si sbilancia. Sarà il primo di tanti grandi colpi. Ragazzi miei, vedete, adesso io vi vorrei chiedere una cortesia. Una cortesia. C'è sempre purtroppo un velo tra noi e voi, come se noi non ci fidassimo di voi. Allora voi dovreste, secondo me, fare uno sforzo per il futuro di conquistare sempre di più la nostra amicizia, la nostra visione anche di compatibilità con i vostri desideri di voler fornire ai vostri editori sempre notizie, come se foste delle idrovore che devono assolutamente sempre cibarsi senza mai saziarsi. Calma, cerchiamo di stare tutti uniti e tutti insieme, cerchiamo di tutti quanti, anche voi, perché voi avete una grande importanza, di fare onore e lavoro per il Napoli. Perché delle volte sembra quasi che siamo contrapposti, noi a sfuggirvi e voi a inseguirci, perché forse
C'è una mancanza di fiducia? Guarda che non è poco, la richiesta fondamentalmente di uno spalla a spalla di beniteziana memoria, però il modo in cui lo sta chiedendo, senza l'insulto facile, è dire forse è reciproca la cosa, voi non vi fidate di noi non ci fidiamo di voi. Io non l'ho mai visto con un atteggiamento così smussato, così morbido. Per me è un grande salto in avanti. Da parte vostra nei nostri confronti o da parte nostra nei vostri confronti? Io vorrei una maggiore possibilità di essere tutti quanti uniti, tutti per uno per tutti, ma sempre a favore di chi? Del Napoli e di Napoli. Voi probabilmente siete cresciuti con un Napoli che non vi faceva godere. Un Napoli che dopo Maradona non vi aveva più dato soddisfazioni. Vero. Quindi vi siete rivolti verso il nord, siete diventati tifosi molto spesso delle squadre del nord e ci avete anche creato 1000 problemi. No, Presidente. Adesso lei forse no, ma molti di voi vi potrei dire di sì. Qualcuno. Quindi adesso, poiché anche i bambini hanno capito che Napoli è una realtà vincente, io quando sono arrivato la prima volta a Napoli lo raccontavo sempre, ho trovato 3 bambini che giocavano in un campetto di una chiesa, uno aveva la maglia dell'Inter, un altro della Juve e un altro del Milan. Ho detto ragazzi, ma che siete pazzi? Ma tu che cazzo sei? Parentesi colorita che ci sta, ma non è che non possiamo cambiarlo di punto in bianco. Però con un modo anche, vedi, nel caso l'utilizzo poi della parolaccia è nei confronti di se stesso, imitando questi ipotetici bambini. Ce n'è uno dell'Inter, sembra quasi una barzelletta, uno dell'Inter, uno della Milan e uno della Juve. È stata la risposta. Adesso questa roba l'abbiamo finalmente eliminata. Adesso solo voi siete quelli che vi dovete convertire al Napoli. Poi non lo so cosa intende per convertirsi, ma fa parte di questa richiesta di stare uniti, eccetera eccetera. Ovviamente io credo e penso che non si esce da questo. Se è vero che lo slogan crescere è l'unica cosa che conta, io lo porto avanti da un po' di tempo per non sentirmi troppo legato a culture senza colori. Serve anche a me per schermarmi, per difendermi dalle delusioni, perché se tu ti metti come obiettivo solo quello di vincere tutti gli anni, ti esponi a più probabili delusioni, perché non è pensabile di vincere tutti gli anni. Contemporaneamente io credo che il presidente si sia reso conto che quando è che poi i bambini cominciano a mettersi la maglia del Napoli addosso per giocare al parco? Quando tu cominci a vincere, porti a casa i trofei, porti a casa gli scudetti, le Coppe Italia aiutano, e io ci tengo moltissimo e ci ritorneremo, perché sì, abbiamo più scudetti della Roma adesso, della Lazio, ma non abbiamo più trofei, dobbiamo vincere anche molte coppe. Però c'hai due modi. C'hai 2 modi per fare avvicinare i bambini alla squadra e a voler vestire l'azzurro invece che altre strisce e colori diversi: gli idoli, cioè grandi giocatori che accendono la fantasia, o le vittorie, perché poi le vittorie possono essere di gruppo e ognuno si sceglie il suo idolo, oppure tu porti dei giocatori, magari non vinci quell'anno, ma ci sono dei giocatori che talmente sono forti e sono anche belli da vedere, e che il tifoso, specialmente i tifosi più giovani, perché siamo nel calcio 3.0, dove i tifosi, specialmente i più giovani, si affezionano magari al giocatore singolo più che alla squadra. C'è gente, io tifo per Cristiano Ronaldo, se Cristiano Ronaldo va all'Al-Hilal, va dove è andato, all'Al-Nassr, io tifo per seguo l'Al-Nassr, capito? Quindi avere un giocatore, semplicemente trattare per un giocatore come De Bruyne, è qualche cosa che vedrete. Il Napoli già ha guadagnato un centinaio di migliaia, stiamo controllando con Perrone, di followers su Instagram. Con De Bruyne si arriva a 5 milioni, aumenta immediatamente, perché c'è chi già sta scrivendo: allora quest'anno mi devo seguire il Napoli, e non è poco. Abbiamo faticato, è giusto adesso festeggiare. E comunque poi faticare E insomma, like ci vogliono 1200, 1300 like minimo. Arriva anche la notizia oggi del rinnovo di Juan Jesus, il che ovviamente
io accolgo con grande soddisfazione, il ragazzo se l'è meritato tutto, l'aveva detto Conte, o mi finisce qua o mi allunga la carriera. Chiaro che deve essere sempre nelle gerarchie idealmente l'ultimo dei difensori, per me potrebbe essere anche un quinto difensore centrale, ma dobbiamo ragionare, perché se adesso si fa tutto quello che dice Conte e si fa in tempi giusti, Conte potrebbe anche decidere di partire con un modulo a 3 veramente, e quindi potrebbe chiederne qualcuno in più di difensore centrale, di braccetto. Per me rinnovo meritato, deve giocare il giusto, nello spogliatoio serve, e tra le figure che poi un domani possono rappresentarci, se abbiamo visto Oriali quello che è, Oriali è comunque una figura silenziosa, una figura più vocale negli anni, che non era tesserato da noi, è stato Thuram. Io non cito Mertens, non cito Hamsik, perché secondo me hanno dei progetti personali che vengono prima dell'idea di venire a Napoli, ma prima o poi magari. Thuram è uno che quando apre la bocca parla benissimo in italiano, ci ha sempre difeso su tutte le TV. Un altro che ha dimostrato di non aver paura di niente è Juan Jesus, che sui social, se Biasin dice una cosa, interviene senza problemi. Se la Lega dà merito alla difesa del Napoli, però non mettono le fotografie di tutta la difesa, lui interviene e dice no, ma fate pure, perché non mettete anche tutti gli altri della difesa? Non dico io, perché quello che ha giocato era il gemello scemo mio, non è... Cioè è uno che secondo me ti può tornare utile sia nello spogliatoio sia come rapporti di comunicazione. Mi piace tanto, al di là di quello che ti può dare in campo. E visto che questo video è già lungo, chi è arrivato fino a qui merita la poesiola. Sembra quasi che sai, poco. Allora, io non lo so qual è il retroscena dietro De Laurentiis che fa così, ma ricordo che mio padre è un attore, qualcuno di voi lo saprà. Ricordo mio padre declamare questa poesia resa celebre da Aldo Giuffre, la trovate anche su YouTube, scritta da Ferdinando Russo, poeta e musicista dell'epoca, che parla proprio del pirata. Indegnamente ve la declamo. Chiamatemi un chiavaca, chiamatemi fatente, ma si facciano pirata, ne godo veramente. Si mangia pasta e cicere, oppure due fasole, e non piacere a sentire come scorreggio il culo. Saranno brutto vizi, ma chi è che non ottiene? Anzi, ho più fesse l'uomo che so mandai. Vi sfido a contraddirmelo, che se non fa rumore va piacere a sentere un pucurillatore. E tutti quanti in genere ne fanno grande abuso. Solo le signore nobili s'appilano opportuse. Se uno per esempio tiene l'urure e panza, facendo quattro perite fornisce ogni lagnanza. Appena il culo scarga ti passa tutto male, e posa con un pirata o pisa in un quintale. Se questo non succede, la panza è chiusa a boffa e fai una puzza seria si scarga una loffa. Perciò chi ha fuoco pirata è proprio un rire i fes, perché la puzza è logica, si sente sempre lo stesso. È vizio ereditario che tenga la guaglione. Papà faceva i pirati più forte in un cannone. Vo giuro, non esagera, che una volta che canna, papà schiattai in un canter e s'abboccai in un scan. E mi diceva è inutile, o pirata vo sfoga. La puzza è più terribile, si la caccia a poco. Da poi pure dicere che pirata malata, che gli uti da milizia, che l'hanno riformata. Ma quando tu le scaricano un pirata che vale, allora le può dire, chista è un generale.